La malga a Pian di Granezza si inserisce nel 13° itinerario della Via delle Malghe, un progetto di cui fanno parte le malghe presenti sul territorio delle comunità montane dell'aspettabile reggenza dei 7 comuni e dall'Astico al Brenta. Noi giungiamo in auto, provenienti da Asiago, sulla strada perlusiana, dalla quale si imbocca il bivio per Montecorno, per proseguire in località Pian di Granezza. Ci si presenta un paesaggio dalle curve piane e dolci, suggestivamente accarezzato dalla nebbia, che da queste parti è abbastanza frequente. Siamo a 1250 metri sul livello del mare, a metà fra la valle e le pendici del Monte Corno. A 50 metri dalla casara si trova un cimitero di guerra inglese della Prima Guerra Mondiale. Dalle caratteristiche lapidi che riportano lo stemma del reggimento di appartenenza e un ricordo dei parenti caduti. Si tratta di uno dei 5 cimiteri del Commonwealth presenti sull'altopiano di Asiago. Nei pressi c'è l'ingresso a un sentiero naturalistico, il percorso del Rosso Ammonitico. A nord si trova il rifugio Granezza e un monumento dei partigiani a memoria di un rastrellamento avvenuto nel 1944. Facciamo la conoscenza del signor Mario Basso, un ex perito meccanico ed ex orafo convertito al mestiere del malgaro. Una storia insolita la sua, ma come sempre non senza radici familiari. L'attività della famiglia Basso, qui a Pian di Granezza, è abbastanza recente e risale soltanto a 3 anni. Alle spalle però ci sono altri 20 anni di attività portati avanti sempre sull'altopiano, ma sul Monte Verena, presso la Malga Pusterle, coadiuvati dal padre di Mario. I segreti del casaro sono stati trasmessi a Mario tramite altri amici del mestiere, altri casari produttori di formaggio asiago. Poi la volontà di imparare e tanti corsi di aggiornamento sulla lavorazione e la produzione del formaggio di malga hanno fatto il resto. L'azienda si è dotata di una mandria composta prevalentemente di esemplari di bruna alpina, un animale non di grande stazza ma dalla struttura massiccia, adatta agli ambienti montani. Si contano una 50ina di esemplari, compresa la rimonta, costituita dalle manze gravide.
Ci sono poi asini e dei maiali con i quali vengono prodotti soppressi e insaccati da servire in agriturismo o da vendere. La lavorazione di questi prodotti avviene però in inverno a valle, presso le aziende di famiglia con sede a Bressanvido. Gli animali hanno a disposizione prati rigogliosi, ricchi di erbe spontanee e aromatiche, come il cumino, che conferiscono un sapore particolare al formaggio prodotto in questa località. Inoltre, la presenza quasi costante di nebbia favorisce un clima perfetto per la produzione e la stagionatura dei formaggi, attività che ha bisogno dei giusti livelli di umidità. Secondo Mario, infatti, con queste condizioni il formaggio risulta avere un sapore meno amaro e più stabile rispetto al formaggio che qualche anno prima produceva in malga Pusterle. Mario ci fa fare un giro fra i locali della Casara. La produzione del formaggio allievo in malga avviene con il latte delle due munte, mattino e sera, che viene fatto in malga. La munta della sera viene messa a riposo su una vasca che si può vedere di qua, è una vasca in acciaio, viene messo a riposo tutta la notte si chiama zona di affioramento. Al mattino quel latte si forma la panna in superficie, la panna viene tolta per fare il burro, il latte scremato viene aggiunto con quello del mattino intero e viene messo nella cagliera per la produzione del formaggio. Si può capire che il formaggio allievo di malga è un formaggio semigrasso, la produzione del formaggio viene tagliato abbastanza fino, viene abbastanza cotto, dopo viene messo in questi stampi per lo sgrondo del siero. Ecco, dopo che viene messo il lotto, sono in forma. Qui vediamo formaggio tipo pressato, formaggio fresco che va consumato nell'arco di 2-3 mesi. E qui possiamo vedere tutto il formaggio allievo vecchio dell'anno scorso, un anno di stagionatura, mentre sull'altra scagliera vediamo tutto il formaggio stravecchio da 2 anni. È ora di andare, intanto la nebbia si è diradata e qualche raggio di sole pallido si affaccia sui prati. Ci congediamo da Mario che si allontana in compagnia della sua fedelissima Laika.